Sono Alessandro Cecchipone e confermo che sarò in giuria del concorso Miss Trans Italia Sud America del 23 e del 24 maggio prossimi. Grazie. Raga, stiamo secondo me un po' esagerando, stiamo andando proprio un po' sul razzismo, cioè come quando c'è stato l'episodio del fatto ovviamente brutto degli attentati, dove se uno vedeva fuori un che ne so, un talebano con lo zaino, quello che sia, veniva preso, spatto per terra, alla ferma, ti danno lo zaino. Ok, ci sta ragazzi, perché va bene, però stiamo un pochettino troppo esagerando. Ladies and gentlemen, I am officially running for President of the United States. Vitto, voglio farti una confessione. Sono fascista. Grandissimo George che hai bombardato quegli schifosi iracheni. Ma che cazzo stai dicendo? Sono collegato da Tel Aviv, lo Stato di Israele. Vitto, ma com'è il tempo a Leopoli? Sì, c'è chiunque nella vita non ha mai sognato di almeno una volta di andare a trans. I nostri valori da mantenere. La libertà, la figa e i piedini. Questo è proprio un mondo al contrario. 10 condanne per diffamazione. Cancellate il programma! No. Adesso in onda su Radio Libertà. I barbari eleganti! Buonasera a tutti e benvenuti all'ennesima puntata dei Barbari Eleganti qui su Radio Libertà. Oggi è il 9 marzo 2026, puntata numero 127. Qui a parlarvi come conduttore principale. No, dai, scherzo, Scogna mi ha già definito duce di questa trasmissione, ma è un'informazione che nessuno può né smentire né confermare. Qui con voi, come a condurre questa trasmissione, c'è il solito signorino della Cattolica Marco Rubeo, buonasera, in compagnia del solo, unico, l'inimitabile, la rockstar definitiva, Cugino Vittorio. Buonasera a tutti. E comunque, cugino, sì? Due brevi considerazioni. Ecco. Innanzitutto, tu al massimo puoi essere apostrofato come nuovo Shah di Persia, presidente del Venezuela, presidente di Cuba ormai a momenti, primo ministro della Groenlandia, nel 2028 futuro presidente degli Stati Uniti. Of course. E secondo, fammi dire, per questa sigla ora siglo io. Ora sigli tu, assolutamente. Dal secondo blocco in poi dovrebbe arrivare e venirci a trovare un nostro amico, che però in questo momento non c'è. Comunque per questo primo blocco ci saremo solo io e il cugino Vittorio. Allora, cugino, innanzitutto come stai? Come è andato il tuo weekend, la tua settimana? Un po' di convenevoli. Stancante. Decisamente stancante. Hai lavorato? Beh, il primo weekend di Formula 1 è sicuramente certo. Paragonabile a un lavoro, quindi certo. Insomma stare sveglio il venerdì dalla mattina, insomma da presto, per guardare le prove libere 1, le prove libere 2, fare la notte per le prove libere 3, le qualifiche. È una faticaccia, ma qualcuno dovrà pur farla. Non dormire appunto tra la sabato e la domenica per avere la giusta carica per la gara alle 5 sicuramente è decisamente stancante. Allora, direi di occupare questo primo blocco per liquidare subito il tema referendum, così poi dal secondo e terzo blocco andiamo con le stronzate che classificano questa trasmissione. Allora, direi di partire con una notizia e poi riprendere la rubrica che abbiamo con molta gloria aperto. Ma tra tutte le notizie, settimana scorsa. Sì, cugino, sì, e io questa notizia la dedico al pasticcino Matteo Gazzola, che se fosse qui con noi esulterebbe assolutamente. Mai detto che voterò no al referendum. Salda Vinci smentisce la fake news. Il fresco trionfatore del Festival di Sanremo 2026 stronca la bufala del fronte che si oppone alla riforma della giustizia. Non ho mai dichiarato nulla su questo argomento e non mi sono mai esposto su questo punto di vista. Cugino, ma secondo te, per autolegittimarsi, il fronte del no ha bisogno di Salda Vinci? Guarda, poteva essere un'ottima pubblicità a favore del sì,
non so, non smentire questa notizia, però poi pensandoci, pensare a tutte le cinquantenni napoletane che hanno già iniziato a bagnarsi per questa canzone di nuova di cugino, Salda Vinci. No, l'apprezzo pure io. Vabbè, tu e le Io cinquantenni, e le cinquantenni. A parte il fatto è da settimana buona che questa canzone mi tormenta. Giovedì scorso, mentre arrivavo qui, Cugino, la non cantavano continuare un che po' poi tutti. Cugino, poi ti obbligherò a fare il balletto se continui. Hai già pronta la mano sul petto? Ma non ci penso nemmeno. Allora, la mia canzone si intitola Per sempre sì, ma al referendum voterò no alla riforma Nordio. Sarebbe stata la frase pronunciata da Salda Vinci durante un non meglio precisato contesto giornalistico e televisivo. Queste parole infatti erano apparse negli scorsi giorni come meme dei social network, appiccicate sopra una sua fotografia nel momento in cui ringraziava il pubblico di Sanremo a conclusione della sua esibizione. Nulla di più falso comunque, come del resto confermato dal cantante chiamato in causa questo pomeriggio, si intende qualche giorno fa. Salda Vinci semmai si è limitato a raccontare le sue fresche sensazioni da vincitore. L'emozione indescrivibile, ho ancora addosso sulla mia pelle questa grande emozione, questo affetto clamoroso che tutti mi hanno regalato. È la vittoria di un popolo, di chi come me ha sempre perseverato nei propri sogni. Quello di ieri è il più bello da quando sono nato, da quando faccio questo mestiere a 7 anni. Cugino. Mamma mia, cioè, questi qui riescono ad aggiungere il lagnarsi in qualsiasi contesto della loro vita. Ma per questi una cosa qui incredibile. intendi a quale gruppo ti riferisci quando dici a questi qui? Agli abitanti della ridente città di Napoli. No, io mi disallineo totalmente dalle tue Grazie, parole. Cugino, sei per metà napoletano, Ecco, è ovvio che... prima o poi dovevo uscire. Ti chiami Raffaele? Ma certo, ma ne approfitterei per rimanere sempre nell'argomento e tornare sulla rubrica che abbiamo inaugurato settimana scorsa, ovvero lo sparare sulla Croce Rossa. Allora, ripeto le informazioni che ho dato settimana scorsa, visto che più o meno si arriverà a un testa a testa tra il fronte del sì e il fronte del no al referendum per la separazione delle carriere del 22 e 23 marzo, ho voluto da settimana scorsa e andrò avanti per tutti i lunedì fino al 22 e 23 marzo, racchiudere i momenti più belli che si possono trovare sui social network. E per momenti più belli intendo i momenti di massima disinformazione del fronte del no, per sostenere un semplice fatto, che per questi argomenti, un po' in generale, ma soprattutto per questi argomenti, il diritto di voto non andrebbe concesso a tutti e il suffragio universale per queste specifiche cose, ma diciamolo anche un po' per tutti, andrebbe semplicemente abolito. Di fatto... E come faccio a supportare questa tesi che il messaggio che il suffragio universale è una cosa sbagliata? Portando il meglio del peggio che si trova sui social, cugino, dal fronte torneresti del no. alle elezioni con un metodo censitario come si faceva con il primo statuto albertino, insomma. Sicuramente meglio del sistema attuale, sicuramente meglio per livello di istruzione e per censo, e al massimo prima ci facciamo anche un patentino come l'esame teorico della patente, però per su dato argomenti... comunque che siamo post 8 maggio, 8 marzo, alle donne lo lasceresti il diritto. Quello sì, ma certo, ma ci mancherebbe, ma scusa, io ce l'ho con gli ignoranti, non con le donne. Però ti chiami Raffaele. Ma cosa vuol dire? Allora, chiederei alla regia di inquadrare lo schermo. Settimana scorsa ho preso lo sparare sulla Croce Rossa da X. Questa settimana ho deciso di andare sul social dei boomer per eccellenza, ossia Facebook. Più precisamente, allora, ci tengo a precisare, nel caso qualcuno volesse querelare o si preoccupasse di qualcosa di simile, che questi sono tutti commenti pubblici su post pubblici, su gruppi Facebook pubblici. Quindi l'ho preso io come potrebbe prenderlo chiunque. Ok, forse... vabbè. Comunque, Francesca Modesti pubblica questo post su Facebook, sul gruppo Facebook Comitato per il No al Referendum 2026, scrivendo: la Costituzione antifascista non può essere modificata da eredi fascisti. Eredi fascisti poi non si sa. E fa vedere questa foto di queste rose, sembrano rose, di questa pianta con sopra un foglio di carta con su scritto Costituzione,
1. Potere legislativo Parlamento. 2. Potere esecutivo governo. 3. Potere giudiziario magistratura. Non facciamoci ingannare, senza la doppia N, votiamo no. Allora, innanzitutto la signora Francesca dovrebbe spiegarmi cosa significa ingannare, cioè non dobbiamo farci spedire in Ghana? Ma al di là di questa terribile battuta, allora, la divisione dei poteri di Montesquieu è un modello puramente teorico. In Italia non è così netto il fatto che il potere legislativo sia del Parlamento, esecutivo del governo, giudiziario della magistratura, anche perché basti pensare ai decreti leggi, decreti legislativi, una parte del potere legislativo ce l'ha anche in mano il governo, e viceversa il potere esecutivo non è solamente del governo, visto che non siamo una repubblica centralista ma siamo uno stato regionale. Ma al di là di questo io vorrei far vedere i commenti a questo post, perché se già con questo post diresti il suffragio universale è sbagliato, leggendo i commenti ti fai ancora più risate. Allora, il signor Gianfranco commenta: ma c'è qualcuno che mi può spiegare come facciamo ad avere un fascista vicepresidente della Repubblica? Speriamo che Mattarella goda sempre di ottima salute. Allora, signor Gianfranco, lei forse si confonde... della Repubblica. Allora, signor Gianfranco, lei forse si confonde con il sistema americano. È vero che il presidente del Senato, Ignazio La Russa, fa il presidente della Repubblica supplente nel caso in cui il presidente della Repubblica non sia in grado di adempiere alle sue funzioni, ma non è il vicepresidente della Repubblica. Non è il vicepresidente della Repubblica, perché non è come negli Stati Uniti che se Mattarella muore poi Ignazio La Russa diventa presidente fino alla fine del mandato. Fa semplicemente il supplente nel caso sia permanentemente o temporaneamente indisposto. E già qua dici, ma se tu non sai come... Ora, io non dico che tutti debbano sapere come funziona l'ordinamento della Repubblica, ma non commentare se non sai e soprattutto non andare a votare. Vabbè, chiaramente leggiamo giù le mani sporche dalla Costituzione, vorrei capire, ma quali mani sporche? Cioè, ci dobbiamo lavare le mani prima di andare a votare? Boh, votiamo noi in massa, questo ci può anche stare. Ermanna scrive, esatto, 3 sono i poteri e io voto no. 3 sono i poteri. Ma non sono 3 i poteri cioè non significa nulla dire 3 sono i poteri che devono rimanere distinti e io voto no, perché per chi abbia studiato un minimo di diritto costituzionale sa benissimo, è lampante la cosa che i poteri dello Stato non sono semplicemente 3. Pensiamo ad esempio alla figura del Presidente della Repubblica. Quanti poteri ha il Presidente della Repubblica? Può sciogliere le Camere, è a comando delle Forze Armate, è a comando del Consiglio Superiore della Magistratura, ratifica i trattati internazionali, può nominare 1/3 dei membri della Corte Costituzionale, cioè non sono 3 i poteri, quelli sono i 3 poteri fondamentali dello Stato, che non sono sempre divisi, dovrebbero esserlo, ma poi ce ne sono di più, ripeto. Bene, grazie regia. Ripeto, la gente è ignorante, ma nel momento in cui tu sei ignorante, numero 1, non andare a votare perché fai solo danni, numero 2, studia. E con questo direi, almeno non so, cugino, se tu hai altri commenti da fare. Detto ciò, abolite il suffragio universale. Se vincerà il no, sapete perché. Velocemente, in meno di un minuto, come dire, mi accodo al tuo appello di quantomeno leggere quello che è scritto quantomeno leggete su quello che poi si andrà a votare sulla scheda. E secondo me mi fa anche ridere perché non so, parlano di eredi del fascismo che vogliono distruggere il sistema democratico, tra l'altro, la Costituzione, separazione delle carriere dagli eredi del fascismo. Chi ha unificato le carriere? Il governo fascista. Ma vabbè, e poi stare. A riprova che questa è una boiata, si può anche andare a vedere tranquillamente chi c'è nel fronte per il sì, quindi trovi parte comunque diciamo più progressista del Partito Democratico, i radicali, i centristi. Certo, anche i radicali sono fascisti, secondo questa loro. Gente non mi sembra Pannella proprio era un fascista. Esatto. Assolutamente. Bene signori, allora direi di andare con la prima canzone, i Doors con la bellissima Moonlight Drive.
Let's swim to the moon. Let's climb through the tide. Penetrate the evening that the city sleeps too high. Let's swim out tonight, love. It's our time to try. Heart beside the ocean on our moonlight drive. Let's swim to the moon. Let's climb to the tide. Surrender to the waiting worlds that laugh against our side. Nothing left open and no time to decide. We'll step into a river on our moonlight drive. Let's swim to the moon. Let's climb to the tide. You reach your hand to hold me, but I can't be your guide. Easy, I don't love you as I watch you float. E rieccoci su Radio Libertà con i Barbari Eleganti dopo i Doors con la bellissima Moonlight Drive. È venuto a trovarci il nostro ottimo amico Marco, buonasera. Buonasera a voi. Grande fan dei Barbari Eleganti. Sì. No, non è vero, non sa neanche dove si trova, non sa neanche non è vero, con chi ha a che fare. Ci hai ascoltato. Bene, Sono bene. un po' impegnato. Cosa fai nella vita? Io studio, poi diciamo faccio molto nel mio tempo libero, ecco, mi occupo molto di associazioni che faccio parte, ecco, Sì. come la nostra che abbiamo insieme. Insomma, sei anche tu un fancazzista Sì, che non sono lavora un proprio fancazzista. come tutti noi studenti Esatto, universitari. infatti stavo cercando proprio il modo per non dirvelo, però E anche tu non sei un signorino della Cattolica, no, però purtroppo no. studi anche tu. In statale. Ok, ma cosa studi? Servizi giuridici. Servizi giuridici, come l'ottimo Berbero Elegante, il nostro Wail. Quindi, insomma, sono la copia triennale di giurisprudenza, diciamo. Dai, vabbè. Non escludo magari un futuro in Cattolica anch'io, No, noi quelli della statale in Cattolica per le magistrali non le vogliamo. Vabbè, allora vado all'estero direttamente. Sì, dai, meglio andare all'estero che andare in Cattolica dalla statale. Comunque, allora, noi prima stavamo parlando del referendum, stavamo un po' commentando le cose peggiori che si leggono dei commenti. Un'altra cosa, per chiudere definitivamente la rubrica Sparare sulla Croce Rossa, io vorrei commentare quest'altro post. Poi la regia, quando potrà inquadrarci lo schermo, comunque intanto lo leggo. Questo post sempre sul gruppo Facebook Comitato per il no al referendum sulla giustizia. Cristina mette la foto della scheda elettorale, perché è una cittadina italiana residente all'estero, scrivendo: appena arrivata la scheda, noi italiani residenti all'estero votiamo qualche settimana prima. E fin qua lo sappiamo tutti. È inutile leggere il testo perché non conosco a memoria la legge citata, ma ci siamo capiti. Casella da sbarrare in basso a destra, come per dire sbarrare il no. Ora, quando io prima dicevo non è importante che voi siate degli esperti, ma quantomeno leggetele le cose prima di recarvi alle urne, o in questo caso prima di sbarrare una scheda che vi è arrivata in quanto elettori all'estero. Informatevi, leggete, studiate un minimo, e il fatto che la maggior parte di queste persone non lo facciano, non mi limito a dire solo per il no, diciamo un po' da tutte le parti, ma la disinformazione maggiore in questo periodo la vedo nel fronte del no. Mi viene da dire il suffragio universale andrebbe semplicemente abolito.
o no, dottore? Ma certo, cioè, c'è una completa ignoranza. Io penso soprattutto che sia anche una riforma che viene dalla sinistra. Vediamo anche, non so, Di Pietro, Sì. grande esponente della sinistra, a votare per il sì, quindi c'è Bene. una completa ignoranza proprio. Bene, allora direi di andare un po' con le notizie, perché noi di solito parliamo di qualcosa di serio, ma poi per la maggior parte diamo le notizie più cazzare che si possano trovare sul web. Ma il web non è dalla nostra parte in questo momento, ci aiuterà, ci arriverà in nostro soccorso. Allora, ecco qua. Allora, notizie dagli Stati Uniti d'America. Posto più bello del mondo, no, cugino? Immagino anche il giornale preferito della tua famiglia newyorkese. No, non è il New York Non è il Post, New York non è, Post, no, no? è il Wall Street Journal, il loro giornale preferito. Comunque, notizie dagli Stati Uniti. Una pornostar transgender avrebbe accoltellato un uomo che non voleva fare sesso con lei per divergenze religiose. Aia, ma cosa è successo, cugino? Allora, la modella porno transgender La Rose Saint avrebbe accoltellato un uomo che si è rifiutato di fare sesso con la creatrice di contenuti per adulti perché Saint non è ebrea. Secondo i verbali dell'arresto, la vittima ha dichiarato alla polizia della contea di Miami-Dade di essersi incontrati 3 settimane prima dell'incidente e di aver invitato Saint nel suo appartamento il 19 febbraio. Saint, o Sant, non so come pronunciarlo, 30 anni, che ha tatuaggi sul collo e sulla fronte e pubblica video espliciti su X, sarebbe andata su tutte le furie quando la vittima gli ha detto che non avrebbe fatto sesso perché non è ebrea, hanno detto le autorità. Ora, cugino, lascio parlare te. Beh, innanzitutto è comunque un upgrade, perché di solito su queste notizie veniamo a sapere sempre che magari si rifiuta di avere un rapporto sessuale perché appunto la ragazza è una donna trans. In questo caso fa specie che sia per motivi religiosi. Questa. Ma poi scusa, cosa Diciamo ti aspettavi da una donna trans, onestamente? Ma noi non possiamo escludere l'idea che ci sia una donna trans ebrea. Sarebbe un pregiudizio, insomma, certo, sarebbe... Noi siamo contro i pregiudizi. Esattamente, quindi mi dispiace per il ragazzo perché probabilmente voleva provare qualcosa di nuovo, però se vuoi andare, diciamo, fino in fondo, fallo. Voleva la botte piena e la moglie ubriaca, però così. Che devi farci, cugino? C'è chi vuole averlo, entrambe le cose, diciamo, lui poteva anche invitare la signorina di convertirsi all'ebraismo, insomma, non ci vedo nulla di male. Ma poi è una pornostar, cioè, insomma, non è tipico dei... Ma scusami, in quale testo sacro tu trovi il divieto per le creatrici di contenuti per adulti? Ma anche perché all'epoca non esisteva. Scusami, non mi sembra qualcosa che vada contro la religione questa. Non specifica il fatto che lei abbia dei rapporti sessuali nella creazione dei suoi contenuti. Magari sono altri tipi di contenuti che sono dici. Può essere, perché no? In teoria pornostar si intende quello. Ma noi abbiamo la prova di questo, cugino? No. Effettivamente no. Non avendone la prova non si può giudicare. Bene, dottor Marco, qual è il suo punto di vista? Cioè, secondo lei, il fatto che questa pornostar transgender non fosse ebrea poteva essere un motivo per essere accoltellata o farsi accoltellare o accoltellare a sua volta? Guarda, io sono sempre contrario alla violenza, però in questo Scusa, caso... potresti alzare la voce? Guarda, sono molto sempre contrario alla violenza, però in questo caso dici... proprio mi spiazza. Poi una modella porno transgender, sai... mettiti nei suoi panni. Sì. Tu sei una modella trans pornostar e ti metti ad accoltellare un uomo perché lui, scoprendo che tu non sei ebrea, non vuole più fare sesso con te. Cioè... E lì non è che la coltello, però... dici comunque un minimo è giustificabile come cosa? Io dico di sì, però la violenza io non la giustifico. Ok, cugino. Ma diciamo che molte volte c'è l'invito a definire queste situazioni come una violenza da parte
di chi insomma è uomo, non vuole fare sesso con una donna transgender. In questo caso diventa ancora cioè ancora più strano, perché vale anche per il rifiuto non in quanto donna trans ma in quanto non ebrea. È interessante perché io mi ricordo dei dibattiti su Twitch in cui alcune persone che io non nominerò dicevano: se tu non vuoi andare a letto con una donna trans perché non ti piacciono le donne trans, sei transfobico. In questo caso puoi essere considerato antisemita? Secondo me no. Cugino? Ma allora, aspetta, innanzitutto fammi andare a controllare, devo controllare che sia arrivato il bonifico di 7.000 euro per darti una risposta. Però, tornando seri, cioè in questo caso magari... Seri, come se prima lo fossimo. Ma no, però, insomma... con 7.000 euro in più sul mio conto sicuramente sono più serio, insomma. Se vuoi ci sono due risposte secondo me che ti posso dare. Quella che mi arriva da Bibi Netanyahu è assolutamente sì. Quella che magari dovrebbe essere anche perseguito. Beh, certamente. Quella invece che non riguarda i 7.000 euro dice no, vabbè, dai, mi sembra un po' troppo, un po' esagerato, e comunque 7.000? Perché è un meme, caro cugino, le battute che si fanno tra gli influencer pro Israele che... ho capito, quindi poteva essere tipo 271.000 euro. No, c'è questo fake news che gira, questo falso mito che Israele paghi 7.000 euro a post gli influencer. 7.000, esatto. Allora da oggi inizierò anch'io a fare post pro Israele, appunto. Ecco. Allora, dobbiamo andare con un po' di pubblicità e poi la seconda canzone Santana con Evil Ways. Evil Ways. Scusatemi. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi? Radio Libertà non ha filtri né censure. Ascolta la gente e parla come la gente. Stanco di perderti i tuoi programmi radiofonici preferiti? Vorresti la tua musica, le tue voci amate sempre con te, ovunque tu vada? Radio Libertà, l'applicazione che trasforma il tuo smartphone e tablet nella tua radio personale. Scaricala ora, è gratis per i dispositivi Android e iOS. Avrai tutta la programmazione quotidiana di Radio Libertà a portata di mano. Scopri di più su radiolibertà.net. Semplicemente la tua radio. Ascolta i tuoi programmi preferiti, le notizie, la musica che ami e non solo. Con l'app di Radio Libertà puoi interagire con i conduttori, anche quando sei in movimento. Non aspettare, cerca Radio Libertà nello store del tuo smartphone o tablet e scarica l'app gratuitamente. Radio Libertà, tutta la radio con te. Scopri di più su radiolibertà.net. Semplicemente la tua radio. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio.
E rieccoci su Radio Libertà con i Barbari Eleganti dopo Santana con la bellissima Evil Ways. Scusate se ho sbagliato la pronuncia, è che quando siete in radio a parlare per tanto tempo, dopo un po' la lingua un po' si allappa, è normale questa cosa, non significa nulla. La scusa che stai cercando per dire che non hai fatto certo, cugino, allora scambiamoci un giorno e poi vediamo la tua lingua a fine trasmissione, a fine puntata, come arriva, in che condizioni arriva. Sarebbe tecnicamente sbagliato, perché tu hai diciamo il compito di fare il presentatore, quindi di tenere i tempi, di mandare le notizie, cose del genere. Io ho il compito di entrare a gamba tesa con l'ariete e di distruggere tutto, insomma, Ecco. è questo qui il mio compito. Giusto. Allora, andiamo nel Regno Unito, cugino? Paese ormai in disgrazia. L'unico modo sarebbe eliminare quella schifosa monarchia che è al potere. No, cugino, non sono assolutamente d'accordo, ma lo sai. Allora, Regno Unito, gruppo di donne trans musulmane in Europa ha condiviso il proprio punto di vista sull'indossare l'hijab, spiegando che le aiuta a sentirsi modeste ed evita di attirare attenzioni indesiderate da parte degli uomini. Secondo le donne, indossare il tradizionale velo non è solo una pratica religiosa, ma anche una scelta personale che contribuisce alla sicurezza, al comfort e all'espressione di sé. Cioè, siamo arrivati alle donne trans nel Regno Unito, che si sentono obbligate a indossare l'hijab per non attirare sguardi molesti. Hanno sottolineato che per loro l'abbigliamento modesto offre un senso di sicurezza negli spazi pubblici e permette loro di muoversi nella società senza sentirsi oggettificate. La decisione riflette sia la fede che i confini personali. Questa discussione fa luce su una una sfumata intersezione tra identità di genere e fede, mostrando come le donne trans musulmane bilancino le pratiche culturali e spirituali con la vita quotidiana attuale del Regno Unito. Cugino, quanto è caduto in basso questo paese che noi tanto amiamo? Paese finito ormai, fammi dire, cioè dove esiste una minima possibilità che io possa rispettare delle persone che vengono obbligate magari dalla famiglia, dall'educazione a indossare questi sacchi dell'immondizia. No, dai, per andare in giro. No, non però si che dice. dei malati mentali No. badate bene, la malattia mentale non è l'essere transgender, perché quello lì è assolutamente una cosa positiva, va assolutamente bene, non ho niente contro le persone transgender, io ce l'ho No, con i anzi. musulmani. No, cugino, no, dai. E lo devo dire, poi passo per quello anticattolico, cioè io sono contro tutte le persone religiose, lo trovo tutte delle persone estremiste, altamente Fanatiche. violente, soprattutto i musulmani, poi, perché se da una parte comunque il mondo Però, scusa, cristiano... cugino, però scusa cugino, questo non è un po' in contraddizione col discorso del bonifico di 7.000 euro di prima? Ma quello lì è diverso, cioè l'ebreo non ti chiede se vuoi convertirti, l'ebreo sta nel suo, al massimo ti paga per far propaganda. Anche i musulmani ti chiedono se vuoi convertirti. No, invece quelli sono i testimoni di Geova. ma anche dei musulmani, l'abbiamo data la notizia, cugino, male che non te lo ricordi. I musulmani che iniziavano a fare proselitismo a Pordenone, se non sbaglio. Sì. Comunque, stavo dicendo, cioè veramente soprattutto in paesi come l'Iran, lo stiamo vedendo in questi giorni, dove la rivoluzione è iniziata attraverso e soprattutto il grande coraggio delle ragazze, delle donne che scendono in strada per ribellarsi contro questo regime autoritario. Vedere queste malate mentali che si convertono a una religione arcaica, antica, e che propaga un'idea malata della società, posso dire che veramente da TSO, cioè queste persone qui andrebbero rinchiuse, ma chiunque decide di convertirsi all'Islam per scelta, ma dai, cioè, ma io posso accettare le persone che, poverine, come qualunque persona
ci nasce in una famiglia e avrà per forza un o lo accetti o ti becchi una cinghiata da tuo padre. esatto, e quelle lì perché non nascondiamoci dietro un dito, funziona così: o lo accetti o becchi le cinghiate da tuo padre. Ma una persona che decide, oltretutto donna transgender, quindi che nei paesi musulmani verrebbero massacrate, e lo sta succedendo ad esempio in alcuni paesi africani a maggioranza musulmana, hanno vietato ad esempio l'omosessualità e l'hanno resa illegale. E vedere delle persone transgender che si mettono il sacco dell'immondizia addosso, ma devi avere per forza un problema mentale. Ma di che? Per non attirare sguardi indiscreti, cugino. Ma certo, ma perché gli animali ma certo che gli animali che vengano da non lo so, da sotto la linea gotica o da certi paesi qui, è ovvio che hanno questo atteggiamento. Non lo so, citerei alcuni esempi, come ad esempio a Fantastica, come ad esempio a Fantastica, chi sa avrà sicuramente capito, e di sicuro questa persona non viene da Milano. Comunque, questo qui può vedere la non sicurezza da persone che vengono da questi luoghi qui. Invece chi viene da una società civile, democratica e laica, di sicuro non avranno nulla da temere, non avranno da mettersi questo cazzo di sacco dell'immondizia addosso. Allora, io ringrazio la redazione di Radio Libertà per non averci ancora cancellato il programma. Ma soprattutto la regia per continuare a mandarvi in onda. Ma soprattutto la regia per continuare a sopportarci e a mandarci in onda. Perdonami, regia, ma no, noi siamo il cugino, programma... hai parlato per 5 siamo minuti, un dai, secondo, una dai, battuta, su. ma siamo il programma più femminista che c'è su questa radio. Questo è vero. E dici questo, insomma. E soprattutto più libertino. Dottor Marco, salvi lei la situazione. Allora, io mi metto nei poveri ragazzi che abitano appunto nel Regno Unito, che magari musulmani vogliono incontrare una donna, musulmana anche lei, e si ritrovano la sorpresa sotto. Non penso ad altro, ecco. Mi dispiace per loro. Dopo, pratiche religiose. Io sono contro l'hijab. Purtroppo, perché abito in un paese civile dove appunto la donna non deve essere obbligata ad indossare un velo, perché penso sia proprio l'estremo, un estremo che non sta né in cielo né in terra. Dopo pratiche loro nei loro paesi, va benissimo così, che restino nei loro paesi a farlo, ecco, non in un paese civile come l'Italia, come il Regno Unito, ecco. Però comunque mi dispiace per i ragazzi musulmani, ecco, vanno a letto, si ritrovano la sorpresa. Cugino, e lì il musulmano tipo reagisce molto male. Almeno le nostre trans non hanno i veli. Però ci sono alcune fatte bene, facciamo anche difficilmente fatica a riconoscerle. Quindi lei è un cultore della materia come io e il cugino. Mi capitano molti. Adesso ci sto prendendo l'occhio perché ogni tanto anch'io... Sì. Oramai le fanno talmente bene che... Ma sì, cugino, che male c'è? Ma viva le donne trans! Ma infatti, il problema è l'Islam, cioè, se torniamo sempre lì, dovrebbe essere bandito, cioè qualcosa che non è compatibile con la società civile. Io purtroppo aggiungerò un po' di fuoco, anche le trans per me sono delle malate mentali. No, assolutamente, le donne trans assolutamente. Però non ti dispiacciono, cioè dici sono malate mentali, però non mi dispiacciono. Perché non mi piace il batacchio. Mamma mia. Allora, andiamo avanti, cambiamo argomento, togliamo da questa puntata l'argomento donne trans. Allora, passiamo all'alcolismo. Una birra come vaccino? L'idea shock del virologo che divide la scienza. Cugino, quante volte durante il periodo del Covid abbiamo parlato di la scienza ci suggerisce questo, la scienza però vorrebbe anche qualcos'altro. Tra laboratorio e boccale, l'esperimento sul poliomavirus, giusto? BK, che accende il dibattito. Un virologo statunitense ha sviluppato una birra contenente lievito ingegnerizzato per stimolare anticorpi contro il poliomavirus BK. Il vaccino è stato testato su topi e poi dallo stesso ricercatore, senza seguire i protocolli ufficiali. Il poliomavirus BK è innocuo per la maggior parte delle persone, ma rischioso per i pazienti trapiantati. La comunità scientifica critica l'autosperimentazione e l'assenza di studi clinici su larga scala. Il ricercatore valuta di vendere il prodotto come integratore alimentare per aggirare le regole sui vaccini. Cugino!
La birra come vaccino! Cugino, cioè, io questa volta mi rivolgo direttamente al creatore di questo vaccino e gli dico: stai tranquillo, io mi offro volontario come cavia per testare questo vaccino. Per la scienza sono disposto a fare anche questo. Sì, che poi ricorda anche un po' il nostro amato Ozzy Osbourne, pace all'anima sua. Assolutamente, Con quella parte del DNA che lo rendeva immune agli effetti negativi dell'alcol. È una bellissima cosa, lo vorrei anch'io. Magari come effetto ulteriore potrebbe svilupparsi anche il vaccino agli effetti negativi dell'alcol, per arrivare ad avere il DNA come quello di Ozzy. Sarebbe sicuramente un qualcosa di importante, almeno posso rovinarmi il fegato e arrivare come a tutte le grandi rockstar a non invecchiare. Dottor Marco? Anche io mi offro come cavia, va benissimo. Per me l'alcol è sperimentazione. Ci sono ancora tante cose da scoprire con l'alcol, secondo me. Vero. Molte cose interessanti. Secondo me questo vaccino non vedo l'ora che appunto verrà utilizzato. Ma se la comunità scientifica dovesse vietarlo, noi come barbari eleganti siamo pronti ad andare contro l'OMS non è tanto da ascoltare. Guardiamo anche gli americani, sono usciti, quindi appunto. Hanno fatto benissimo. Quindi se escono loro che di birra ne bevono volontà, perché non dovremmo noi usare c'è questo? chi ne beve di più comunque degli americani, però no, dico tipo Vittorio, però bene signori, qualcos'altro da dire su questo argomento? Cosa dire? Dire soltanto viva l'alcolismo. A questo punto cosa puoi dire? No, ovviamente, cari amici della Gcom, noi qui non vogliamo invogliare nessuno a bere alcol. Bevete responsabilmente, ragazzi. Responsabilmente, l'alcol fa male alla salute, soprattutto se bevete non mettetevi alla guida, perché sennò qua arrivano le sanzioni dai nostri cari amici delle autorità amministrative indipendenti. E vedi in che razza di stato viviamo, cioè dove non c'è più neanche la libertà di esaltare qualcosa di positiva come l'alcolismo, io non lo so. Mamma mia. Allora, eccoci qua, torniamo sempre al discorso tradimenti. Noi avevamo iniziato un dibattito molto interessante con la regia, che però, poverina, non andiamo avanti, evitiamo, perché non ce la fa, ci insulterebbe troppo. Riguarda i tradimenti, perché dottor Marco, lei ovviamente da grande fan dei Barbari Eleganti saprà che io e il cugino Vittorio siamo dei fautori della libertà sessuale. Ma pure io sono un fautore della libertà sessuale, come i vichinghi, io sono di quella stirpe lì, ecco, per me ognuno può andare a letto con chi vuole. Ottimo, pure tra cugini, l'importante è che non nascano figli, ecco lì. Vabbè, Maria Sofia apprezzerebbe questa quella che c'è i peli sotto le ascelle. Vabbè, non dilunghiamoci. Allora, tradito da TikTok, marito infedele fa causa al ristorante che lo ha smascherato per colpa di un video promozionale. Ecco, io al ristorante, mamma mia, cosa gli farei? No, queste sono minacce, però. Dici quel ristorante, dal giorno dopo una avrebbe spia. Bisogno dell'assicurazione una per stella il su incendio. Mamma mia. No. Io ho una spia proprio così. Poi la moglie, mamma mia, che brutta cosa. Povero ragazzo. Allora, povero marito. un uomo siciliano è stato ripreso in un video TikTok girato in un ristorante. La moglie lo ha riconosciuto accanto a un'altra donna. Il video ha fatto emergere un tradimento fino a quel momento nascosto. Dopo la fine del matrimonio, l'uomo ha deciso di far causa al locale. L'associazione Codacon sostiene che ci sia stata una violazione della privacy. Cugino, se tu fossi il giudice... Beh, tanto qua ormai tutti si improvvisano esperti di diritto, quindi anche tu puoi improvvisarti giudice. Sicuramente avresti più cognizione di causa rispetto a quelli dei post su Facebook che abbiamo visto. Se tu fossi il giudice, invocheresti la libertà sessuale? Oppure diresti, no, però qui violazione della privacy, quindi è giusto? Oppure... per difendere il libertinismo non daresti ragione al tizio siciliano? Insomma, è un po' un dilemma morale. Ma allora, innanzitutto, questo non prova nulla, assolutamente. Il fatto che io sia seduto a un tavolo di un ristorante con un'altra donna... Vabbè, però... Non è una prova del fatto che tu stia tradendo tua moglie. La moglie qui ha messo ha messo un piede avanti. Prova involontaria di infedeltà, scrive. Ma no, perché dovresti presupporre che quella persona sia lì per tradirlo, che
precisiamo, da parte nostra non ci sarebbe assolutamente nulla di male nel libertinismo, però non lo puoi, non lo so, una coppia di fidanzati, il maschio può uscire con un'altra ragazza, non ci vedo nulla di male, possono essere tranquillamente amici, perché presupporre per forza che ci sia qualcosa di più? E quindi riassumo, negare sempre, giusto cugino? Come ci insegna il mitico Paolo Bitta. Negare sempre. Qua la questione è tutta in mano al giudice, perché potrebbe trovare il cavillo della privacy, ma come potrebbe dire semplice sponsorizzazione del locale, quindi è tutto in mano al giudice. Sì, tutto in mano al giudice. Io, se devo dare un mio parere onesto, per me ha ragione il marito. Cioè, non però mi doveva metto essere anche dalla filmato. parte del ristoratore, il ristoratore che ne sa, poverino. Anche perché non è che uno può andare a chiedere la liberatoria a Esatto. tutti. Però ci dicono dalla regia che dovremmo avere una chiamata. Buonasera. E si accenderà la musica e lì ti aspetterò, il più grande giorno ti regalerò. Saremo io e te per sempre legati per la vita che senza te non vale niente, non ha senso vivere. Con la mano sul petto io te lo prometto, davanti a Dio saremo io e te, da qui sarà per sempre sì. Ciao ragazzi, buona serata. Buona serata, grazie per questo meraviglioso momento canoro ben intonato. che non ci aspettavamo e è stato incredibile. Cugino, in questo momento tu sarai cringiato al massimo, anche tu probabilmente. Io diciamo non sono un fautore però- di Sanremo, purtroppo. Cugino, sei cringiato in questo momento? Totalmente. Cioè, Dai, come ripeto, sfogati, è da sfogati. 2 settimane che Sto a Sanremo dovunque a vada rotto. mi ritrovo la canzone di Sal Da Vinci ovunque. Regia, ma che momento Quindi meraviglioso abbiamo appena avuto. Che lo sappiamo tremendo. tutti che chi arriva ultimo a Sanremo alla fine, dopo quello che fa successo, J-Ax farà successo. Allora, per sua fortuna ha già avuto Abbiamo successo, avuto l'esempio con quindi- Vasco. No! tutto quanto dal principio. No, grazie, ma poi ci buttano giù il video per il copyright. Comunque, Grazie regia, apprezzo questo tuo sadismo nel mandarmi Sal Da Vinci, grazie. beh, che dire. No, torniamo alla notizia perché abbiamo ancora un paio di minuti prima della fine della puntata. Non è chiaro se la donna abbia trovato il filmato per caso o se qualcuno le abbia segnalato la presenza del marito nel video. Quel che conta è che lo ha riconosciuto chiaramente accanto a un'altra donna in un contesto che lasciava pochi dubbi. E però anche qui si ritorna. Cugino, dici, dopo aver compreso come la relazione extraconiugale fosse stata scoperta, l'uomo ha scelto una strada inaspettata. Non ha contestato il contenuto del video, quindi non ha negato, ma il modo in cui è stato realizzato e diffuso. Secondo lui il ristorante avrebbe violato il suo diritto alla privacy, riprendendolo senza consenso e pubblicando le immagini sui social. A rappresentarlo è Codacons, Associazione Italiana per la Tutela dei Consumatori, che sostiene la fondatezza della causa. Per l'organizzazione, filmare i clienti e usare i loro volti per fini promozionali senza un'autorizzazione esplicita è una pratica inaccettabile. E io qua mi sento, per la prima volta nella storia, e penso anche ultima, di dare ragione al Codacons, perché dai, su. Mai visto questa cosa di dare ragione al Codacons? No, 99% delle volte no, sbagliano infatti. sempre. Per una volta siamo con il Per una Codacons. volta siamo anche tu, cugino, sei con il Codacons. Cioè, doveva un po' No, ma farsi i cazzi più suoi. che al altro perché ristorante. magari mi metto nei panni del ragazzo e che ci potrei essere io, che capitasse magari a me, quindi È se una cosa capitasse molto probabile, no, dici. infatti spero che la vinca lui, ecco. Beh, che dire, cioè, se arrivi a quel punto da poter prendere in considerazione l'idea di dare ragione al Codacons, siamo un paese fallito anche noi. No! Siamo un paese Come il Regno fallito Unito. anche Come noi. il Regno Unito. Esattamente. E L'unica sicuramente soluzione è palese. trasferirsi negli Stati Uniti. Esatto, dove sta tornando ad essere un paese che è grande, lo sarà ancora di più No, nel al 2028, con il cugino Marco come presidente degli Stati Uniti. Io tra 2 anni per forza dovrò trasferirmi negli Stati Uniti, perché il segretario di Stato lo posso fare anche da fuori sede, ma il presidente no. Quindi
E non si può fare il presidente degli Stati Uniti smart working dall'altra parte del mondo. E poi chi ci va a parlare con... dimmi il nome di un capo di Stato che sarà ancora capo di Stato tra 2 anni. Macron, forse. Sicuramente Starmer. Putin no, Sicuramente Putin no, perché speriamo lo secchino No, prima. No. Bibi Ma Netanyahu posso speriamo dirvi, sia... secondo me no. Morirà veramente vecchio Putin. Beh, già è vecchio, quindi... Ne ha 70 adesso. Una settantina, non è così vecchio. E cugino. secondo me ne tirerà ancora parecchi anni. Ma io spero Cugino, nessuno mai lo L'Ayatollah è farà. morto ad 87 Kim Jong-un, anni. Kim Jong-un è un altro che durerà, ma come Xi Jinping anche. Cugino, mi dispiace. Dureranno. Kim non lo so, cioè, lo vedo molto come la Ma ci sono versione i di Majin Buu, quella Esatto, quella buona, cattiva. quella buona, c'è la visione, quella buona è lui e quella cattiva è la sorella. Mamma mia. Quindi cugino, sicuramente ci sarà ancora Bibi Netanyahu, perché beh, la gente ci sperava, qualcuno ci sperava tra Capi di Luca Stato di Sfognamiglio. governo, dai, tra 2 anni, dai, Giorgia Meloni, forse, come capo di sicuramente, governo. anche perché fino al 2027 Sì, ma dico tra 2 anni, 2028. Ma sì, ma queste elezioni, sì. quella vedi qual è Cheat! Segniamoci, Secondo me, segnatevelo, no, ma segnatevelo. secondo me mi stai portando un po' di Yella, Giorgia, qua. Ma l'alternativa sono Lashline e Conte, cioè Allora, ecco, no, tra 2 anni saremo qui. attenzione ad AVS. Certo. Attenzione ad AVS, Bonelli, ragazzi. Presidente del Consiglio. Attenzione, perché se arriva, Bonelli e Fratoianni, ecco, questi due elementi Bonelli e lì, Fratoianni come Salvini e Di Maio nel mamma mia, 2018. ragazzi, io faccio le valigie e me ne vado. Va bene anche Israele, va benissimo. Vabbè, quello a prescindere. Noi ci andiamo a prendere. Io ci sono già stato, ci ritorno molto volentieri, grandissimo stato. Signori, è tardissimo, dobbiamo salutare. Speriamo che questa puntata 127 dei Barbari Eleganti vi sia piaciuta. Ringraziamo l'ottimo Grazie a dottor voi. Marco per essere stato qui con noi. Quindi a questo punto non ci resta che dire: seguite Crossroads giovedì dalle 15:30 alle 16:30. A settimana prossima e come sempre, amici, viva i piedi! Stai ascoltando Radio Libertà,